Buonasera a tutti, buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle Sibille. Martedì 2 aprile, quindi abbiamo appena scavalcato le feste di Pasqua, entriamo credo a pieno ritmo nella primavera. Qui da noi ha fatto un caldo assolutamente fuori dal comune, ieri eravamo in mezze maniche, oggi siamo di uno con i maglioncini, comunque è così. Ci aspetta un periodo di assestamento. Come state? Spero tutto bene. Vi ricordo che questo spazio è offerto, quindi è gratuito ed è offerto dal nostro sponsor Viventi. Se non lo conoscete, andate a cercare le sue piccole opere, le sue t-shirt su T-Public, quindi andate a cercare Viventi, T-Public è il nostro sponsor, è un ragazzo veramente simpatico che ha a cuore temi sociali e quindi sviluppa magliettine mirate a tutto quello che è l'interesse proprio, per esempio alla salvaguardia degli animali, la difesa dell'ambiente, eccetera. Quindi è veramente un ragazzo squisito e che ogni tanto vi omaggia questa diretta. Bene, detto questo, parte appunto la diretta. Come funziona? Avete la possibilità di fare una vostra domanda, una domanda che però vi chiedo che sia articolata, quindi niente domande vaghe, generiche, niente iniziali puntate, non mi interessa il segno zodiacale, mi dovete dare il nome e la data di nascita. Dovete formulare una domanda chiara, quindi se vi interessa sapere se riuscirete a cambiare lavoro, dovete indicarmi il vostro nome, la vostra data e quindi scrivere che attualmente state lavorando, ma ci sono delle situazioni che magari non vi piacciono, volete cambiare lavoro e state inviando curriculum, oppure, ma comunque formulate la vostra domanda, è un esempio chiaramente, ma per farvi capire che voglio che la domanda sia mirata, dettagliata. E se la domanda dovesse riguardare la vostra relazione, il vostro rapporto con un'altra persona, vi chiedo di indicarmi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Quindi questo è importantissimo. Questo perché? Perché abbiamo necessità di avere scie energetiche precise, mirate. Beh, vedo che qui insomma la connessione va e viene. Speriamo che si assesti meglio. Comunque, in effetti mi dà un segnale di banda veramente debole. Vabbè, vediamo, se eventualmente dovesse succedere qualcosa non allontanatevi, cambio rete, magari mi appoggio ai dati cellulari e così andiamo avanti. Bene, detto questo, spero che stiate bene. Vi ho appunto indicato la modalità per porre la vostra domanda. Questo è uno spazio comunque gratuito e aperto a tutti, quindi proprio perché è a disposizione di tutti, è democratico, vale a dire che prima o poi avrete una risposta tutti quanti. Questo è importante. Bene. Altra cosa, intanto che vedo l'arrivo di domande, prendo un pochino di tempo. Ovviamente per quanti non dovessero conoscere ancora il mio lavoro, invito tutte queste persone di andare a curiosare sui canali YouTube, il mio canale YouTube che troverete cercando Hilde Garda, anche il canale YouTube del Marietto Veneziano e il nostro sito internet. Sui canali YouTube trovate sicuramente nella sezione playlist un sacco, ma tantissimi video condivisi nel corso degli anni che approfondiscono i temi della radionica, della radiestesia, della tarologia, dell'ermetismo, quindi tutte quelle che sono le tematiche che da anni insegniamo, divulghiamo anche privatamente, quindi questo è il nostro ambito, il nostro settore. Ovviamente proprio perché l'ermetismo, molti sapranno che è una delle tradizioni iniziatiche ed è una delle tradizioni magiche, sappiate anche che ci occupiamo appunto di ritualistica, di sigilli, eccetera. Quindi anche questo ovviamente su commissione. Se avete confusione su quello che potrebbe essere più appropriato per voi, vi invitiamo sempre a un colloquio privato, quindi questo è importante. Detto questo, andiamo avanti, ovviamente il gruppo Facebook Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo
un nome così apposta per diciamo, eventualmente essere ritrovato nei canali di ricerca da tutte le persone che amano questo tipo di discipline tematiche. Bene, allora vedo che cominciano a esserci, delle domande, comincerei anche a rispondere così, non perdiamo ulteriormente tempo. Mi raccomando, se venite dico solo più questa cosa, sono le classiche istruzioni prima di cominciare a entrare nel vivo delle risposte. Se venite dal gruppo Facebook solo per la prima volta è necessario autorizzare StreamYard a ricevere i vostri dati account da Facebook. E come si fa? Molto semplice. Tornate nella pagina del gruppo dove avete trovato il post che annuncia la diretta e prima di cliccare nella diretta ed entrare quindi nella diretta dovrete cliccare sul link www.streamyard.com/Facebook. Una volta che avrete cliccato su questo link proprio per dare l'autorizzazione a StreamYard alla lettura del vostro nome account, si apre una seconda pagina di conferma, quindi vi chiederà semplicemente di confermare la vostra scelta di condividere questi dati. Fatto questo, chiudete quella finestra, tornate nella pagina del gruppo e questa volta potrete entrare nella diretta e in questo modo, fatto questo passaggio, si porta dietro il vostro nome. Perché questo? Perché altrimenti succede così e io Facebook user non posso rispondere. Quindi mentre invece, per esempio, saluto Anna, buonasera, buonasera, saluto Federico, che sono ecco amici del gruppo Facebook che appunto hanno fatto questo passaggio. Ovviamente saluto anche tutti gli altri, buonasera Pierluca, buonasera Massimo, buonasera Fabiano, buonasera Concetta, e poi Salvatore che però mi sa che è sempre Pina che scrive, buonasera Noemi. Bene, allora direi di procedere, visto che comunque sono arrivate già alcune domande. Mi raccomando, avete questa bella occasione, siate precisi nella domanda e io sarò precisa nella risposta. Allora, Concetta, 28 febbraio. Ah, ecco, io ora vi chiamo, quindi non scappate, state lì, perché appena vi chiamo vi chiedo di segnalarmi che siete presenti. Se non rispondete, passo un'altra domanda, quindi avete tutto l'interesse a restare lì. Allora, Concetta, ci sei? Dammi conferma se ci sei. Ci sono, benissimo, brava, presente e veloce. Allora, Concetta, 28 febbraio 72, Antonio, 31 gennaio 66, tornerà da me. Vediamo un po' se Antonino, attenzione, Antonino, 31 gennaio 66, vediamo se c'è il ritorno di Antonino verso Concetta. Allora, il taglio non è certamente negativo, generalmente è una combinazione che annuncia momenti di svolta e di una ritrovata serenità, però parla anche di conversazioni che avvengono da posti lontani, quindi potrebbe anche, chi lo sa, non è che questa persona vive lontano, vive distante. Vediamo. Sposto il pendolo. Allora. Ma devo dire, Concetta, che non sono carte di un ritorno, quindi non significa che non tornerà mai, però nei prossimi sviluppi non lo so se torna, è più probabile che si annunci, che scriva, che in qualche modo si faccia sentire piuttosto che proprio si riavvicini, eventualmente se foste in una relazione in coppia. Quindi, ma cosa succede? Qui ci sono nella prima riga si comincia a vedere delle discussioni, delle problematiche, forse legate a una situazione di una, vedi, casa, constante sorpresa, denaro. Quindi bisogna capire se le discussioni che sono avvenute tra voi due o piuttosto non sono avvenute per questa persona, per questo Antonino, riguardante appunto o che ne so l'acquisto di una casa, un investimento per la sua famiglia. Quindi c'è anche da capire questo Antonino in che condizione era, cioè se
era libero come te o se era vincolato per cose, magari per una situazione che in qualche modo aveva costruito prima di te, insomma, prima di trovarti. Quindi c'è da capire questo perché sembra che ci fosse una notizia o che a seguito di alcune situazioni proprio precedenti, questa notizia chiaramente non è quella che aspettavi o quella che desideravi. Ora però c'è un'altra situazione. Qui al presente mi parla di un'amica, mi parla di un'altra donna, quindi io non lo so se c'è da capire appunto, ti ripeto, non so in che è tuo marito, eh. Mh. Però attenzione qua. Attenzione, qui c'è una nemica, tuo marito, eh. Mi dispiace di vedere questa cosa. Devi fare attenzione perché qui, anche se è possibile che adesso riparliate, parliate di alcune cose, questa figura non è un po' troppo incombente, minacciosa e potrebbe anche dichiarare delle cose che non sono vere o farti avere una notizia, magari qualcuno ti fa pervenire che c'è un'altra persona. Devi fare attenzione perché comunque o c'è sono carte che fanno capire che c'è una donna, forse una donna più giovane. Ehm, Vedi anche questa, sembra che sai, se non è una donna più giovane, anche se tutte le carte lascerebbero intendere, guarda qua, anche questa diagonale. Potrebbe anche essere che comunque c'è una situazione poco chiara da chiarire, che magari se avete una figlia, sta facendo soffrire anche una figlia, però insomma non è il massimo, eh. Qua non sono carte di ritorno, sono carte di ancora bugie. Bugie. E dopo, ma voi siete già in separazione o è un momento in cui comunque non si menziona un ritorno, ma si menziona una situazione che trova una stabilità? E siccome la carta del sacerdote a volte parla anche di separazioni, non lo so, quindi non è, ripeto, non sembrano carte di ritorno, ma non sembrano neanche carte di una chiusura, di una fine. Però c'è un'altra questione, un'altra situazione in ballo per lui. Vivete separati, occhio perché secondo me c'è un'altra situazione per lui, eh. Comunque per il momento non mi sembrano carte di ritorno, no. Allora, vediamo un po' a questo punto di passare un'altra domanda. Quindi, Concetta, ho risposto. Prego, prego Concetta. Allora, vediamo un pochettino di rispondere a Noemi. Noemi, dimmi se ci sei. Allora, Noemi, dimmi se ci sei e dimmi anche, visto che mi chiedi una domanda un po' generica, per favore dovresti integrarla spiegandomi, sì, ci sono, bravissima, velocissima, mi piace. Allora, Noemi, per favore scrivimi se sei singolo, se stai frequentando qualcuno, perché così veramente troppo generica. Intanto io mescolo. Quindi vorrei sapere cosa mi succederà. Vediamo la situazione, gli sviluppi della situazione sentimentale di Noemi 6 dicembre del 2001. Ok. Sono in coppia, ma ora è tornato a scrivere un ragazzo del mio passato e sono confusa. Ok, vediamo cosa ci dicono. Ma sicuramente stanno annunciando un grande cambiamento. Sono due carte di cambiamento. Uno è un cambiamento che desideri, un altro è qualcosa che succederà a prescindere. Quindi vediamo un po'. Eh. Oh. Ma Noemi, che carte, santo cielo. Allora,
Beh, sei giovanissima, quindi alla fine questa confusione si dipanerà e in ogni caso sono situazioni, cioè è normale viverle a quell'età e figurati, le vivono persone ben più grandi, dell'età che hai tu, quindi è tutto normale. Però è vero che c'è una situazione che è partita però da tanta insicurezza, quindi bisogna capire anche se il ragazzo con cui stai, e non quello del passato, ma il ragazzo con cui stai, se non ti ha fatto comunque un po' soffrire per alcuni suoi atteggiamenti, perché qui si vede un po' di gelosia. Però si vede anche, guarda qua, allegrezza al cuore. Questo generalmente lo spiego così, mi fa piacere. Generalmente è una carta che parla proprio di quelle situazioni che si vengono a creare molto simili a triangoli, però non, ma solo, cioè non già relazioni, ma proprio cose dove magari ci sono più corteggiatori. Quindi si vede questo e si vede che comunque è una cosa che ti ha a qualche livello gratificato. Sicuramente attualmente vi sentite, ma e probabilmente anche spesso, questa è la carta delle cose nascoste, quindi di nascosto, però è una persona che sarà anche del tuo passato, ma non è sconosciuta, quindi al momento però ti porta solo confusione quest'altra situazione. Già sei confusa di tuo, ma queste sono proprio discussioni importanti. È un momento di destabilizzazione forte. Spera che questo ragazzo con cui stai non lo scopra, sarebbe brutto e sarebbe anche probabilmente il motivo per cui qui si vede una situazione che degenera in questo modo, fino a portare una chiusura. Quindi in ogni caso, se la cosa ti sfugge di mano, è possibile che si chiuda anche in modo negativo. E non è che questo ti garantisce che quella persona, l'altro che ha preso a scriverti, poi continui con te, perché anche l'inizio è bloccato qua e c'è una serie di bugie e illusioni. Quindi io ti suggerirei che se proprio deve finire con la persona con cui stai da tempo, che non finisca perché hai creato questo caos, ma che finisca perché comunque non sei più sicura di voler proseguire la tua strada con lui. Perché in ogni caso, se non sei sicura e tenti un approccio con quell'altro, mi sa che perdi capra e cavoli. Quindi se proprio devi perdere la capra, mettiamo, scusami, non so neanche il ragazzo con cui stai come si chiama, ma se proprio lo devi perdere, che non sia per un altro che un vuoto a rendere, ok? Quindi non mi sembra, ok, Noemi? Allora, vediamo un pochettino di rispondere a un'altra domanda. Vi ricordo che avrete tutti un'occasione di una risposta, quindi sì, allora, buonasera Alessandra, certo che sì, però devi porre la tua domanda mettendomi ovviamente il nome, se è quello del tuo account, meglio ancora, il nome, la data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, troppo generica e non riesco a rispondere. E quindi ho bisogno che mi metti la domanda chiara e che se riguarda un'altra persona devi mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Con questi dati io rispondo assolutamente. Allora, vediamo un pochino un'altra domanda. Mi raccomando, quando vi chiamo datemi subito conferma. Anna, Anna ci sei? Vediamo se mi risponde, se mi dà un cenno. Eccomi, bravissima, perfetto. Allora andiamo a rispondere ad Anna. Ok, allora lei chiede: riuscirò a realizzare la nuova casa? Grazie. Quindi è solo un progetto al momento, Anna? Spiegami solo un po', è un'idea, hai già un terreno oppure cos'è questa nuova casa che desideri realizzare? Hai una porzione di fabbricato che vuoi finire di costruire? Cioè, dammi questa indicazione. Comunque io vado avanti e ti rispondo. Vediamo un pochettino. Ha iniziato il lavoro, va bene, quindi allora vediamo un po' come prosegue il lavoro per la nuova casa per Anna, 26 marzo del 65.
Allora, progetto, okay, artefice del progetto, molto bene, i lavori e il militare, benissimo. Allora vediamo un po'. Come si fa a non amarle le sibille? Guardate qua, la cosa inizialmente è stata ferma per un po', però finalmente si sono create le condizioni, ci sono stati anche, come dire, tutti i presupposti, compreso economici, per cominciare e quindi finalmente il sogno della casa. Guardate come parlano. Io le adoro, non si può non amarle, sono amiche straordinarie. Allora, occhio, già sta cominciando un qualcosina, okay? Devi fare un po' attenzione perché ora non devi prendere alla leggera una comunicazione che arriva, perché in effetti, c'è una notizia, un qualcosa che arriva da lontano e che viene a portare qualche piccolo problema. Fondamentalmente, ehm, f sembra proprio che poi la ruota giri in tuo favore, quindi questa situazione si trova subito un'alternativa, qualcos'altro. Guarda, questo potrebbe anche essere magari l'impresa o un materiale che stavi cercando, cioè non entra molto nel dettaglio di cosa succederà, però si vede che nel presente, quindi è un momento, o è già arrivata la notizia, non la devi sottostimare, o sta per arrivare e porterà la conclusione di un qualcosa e anche una preoccupazione importante. Ti ripeto che si risolve, però hai capito? Infatti. Quindi c'è già questa cosa qua. Ora la cosa si trova addirittura un'alternativa, bisogna vedere, ma la cosa, gira, si trova anche il modo di sanare la situazione. Vedi che la cosa va, guarda, te le sto leggendo mentre le giro. Quindi secondo me sì, secondo me va avanti Anna, non ti preoccupare che la cosa si sblocca e va avanti. È solo questione di questo. Guarda come parlano. Tu hai detto irregolarità dell'impresa, guarda che si sana. Hai visto? E anche questo, questa è la riuscita. Quindi vai tranquilla che la cosa va avanti. Va bene? Ah, certo, ci saranno sempre altre preoccupazioni, figurati, però io te la vedo andare avanti. Ok? Prego Anna. Allora, vediamo un po'. Vi ricordo che io ricevo anche privatamente, adesso faccio passare magari, non sono proprio brava a sponsorizzarmi, comunque faccio passare il mio numero per quanti volessero un po' di tempo in privato, io sono disponibile, scrivetemi tramite Telegram o WhatsApp così vi spiego come prenotare l'appuntamento e non dovete avere fretta perché ho una lista d'attesa un po' lunghina, ma vi ricordo che sono sempre disponibile poi per questi spazi, diciamo così, pubblici, aperti e gratuiti. Quindi, allora, vediamo un po'. Rispondo a qualche nuova persona. Mi sembra che Alessandra, a cui ho chiesto di integrare a cui ho risposto che sì, potevo assolutamente rispondere e che ho chiesto di mettermi anche gli altri dati, le rispondo. Allora Alessandra, dimmi solo che ci sei, dammi grazie Anna, scusa questo però lo devo mettere. Grazie Anna, ti ringrazio tantissimo. Allora rispondo a Alessandra che mi chiedeva appunto. Ok, ha detto che c'è, bravissima. Allora andiamo a rileggere la domanda. Quindi vorrei sapere se avrò una relazione con un uomo che conosco, ma che tra noi non c'è assolutamente nulla, grazie. Poi mi diceva che lei si chiama Alessandra, 4 giugno del 49, lui Marzio, non Maurizio, me lo stavo inventando, Marzio, 13 giugno del 53. Allora, ok, vediamo un po' se fra Alessandra e Marzio sboccerà qualcosa, quindi vediamo. Vi ricordo che se le risposte non arrivano nella stesa, cioè se la cosa che desiderate non ha un esito positivo nella stesa non significa no, mai, significa per ora no, perché gli sviluppi ce li dà per quello che sono i prossimi avvenimenti. Vediamo un po'. Quindi Alessandra e Marzio. Ma sicuramente c'è
c'è la possibilità quantomeno di coltivare, un'amicizia, una frequentazione, anche per condividere quello che possono essere dei momenti di svago, questo, sta dicendo quantomeno al taglio, sembrerebbe una cosa positiva. Però una vera e propria relazione non si vede ancora al momento. Diciamo che mi dice così: nel passato hai incontrato sicuramente un uomo che poteva essere veramente un uomo valido, eppure quest'uomo evidentemente era bloccato in qualche situazione. Sta cosa non è probabilmente rimasta un po' ferma così. Alessandra, quindi ci sei, giusto? Sì, 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 ci sei. Quindi diciamo che si vede un qualcosa, come se una cosa che poteva partire e in realtà si è bloccata, oppure appunto hai avuto in passato una persona importante. Ora, al presente però, sì, diciamo che ci sono molte occasioni anche di incontrare e conoscere delle persone e probabilmente anche di coltivare un flirt con lui, perché in fondo la domanda riguarda gli sviluppi fra voi 2. Quindi magari adesso vi state un pochino, io non so se frequentate gli stessi ambienti, se vi capita di darvi degli sguardi, perché il potenziale c'è anche tramite magari l'aiuto di qualcuno, però io non lo vedo prendere l'iniziativa lui, quindi sicuramente per questioni di date è tutto là, non certo di giudizio di nessun tipo, il domestico è l'uomo più giovane e quindi è come se fosse la possibilità di cominciare, no, un qualcosina, diciamo che il messaggero introduce questa conoscenza, quindi se anche ti dovessero presentare quest'uomo qua, e forse qualcuno è in grado di farlo, quindi qualcuno che in qualche modo crei un pretesto per presentarvi, è possibile, o che anche solo per permettere di iniziare un qualcosina, però io poi lui lo vedo ritrarsi. Non è che subito ti darà un seguito, oppure non sembra che in qualche modo dia un seguito appunto alle comunicazioni, agli scritti. Mi sembra che un po' tenda a scappare questa persona, ok? Questa carta dei sospiri è una carta di attese, di lungaggini e quindi potrebbe anche farti aspettare un po', però attenzione, più avanti sembra che inizi un qualcosa, però è un qualcosa, sai, col militare, la stanza. Se a te va bene che sia una frequentazione che abbia un interesse di natura fisica e nascosta, allora il potenziale c'è perché questa cosa in qualche modo abbia un che, qualche possibilità. Però guarda che è un po' complicata la faccenda, perché il mercante dà l'idea degli affari, ma anche delle questioni lavorative. E quindi le questioni lavorative a un certo punto, quindi se sei in affari con questa persona o c'è del lavoro che ha a che fare, lo incontri per questioni di lavoro, eccetera, qui si vede che però la ruota va a girare negativamente poi. Quindi ehm, cioè, se questa cosa è fisica e vi doveste incontrare solo nel momento in cui vedi che lui viaggia, forse per un periodo, quindi o questa persona è uno che viaggia per un periodo, è stato bloccato, ha un'altra situazione, ti dice delle cose, però è un po' incerto, eh? È un po' incerto qui. Quindi secondo me ci sono delle cose che alla lunga non lo so se ti conviene, perché ehm, cioè dipende, se ti vuoi vivere una cosa senza contare o sul futuro, senza sperare che questa cosa possa diventare di più, vivi alla giornata, mettiamola così, e non ti importa eventualmente perdere questo aggancio
un domani, allora vai avanti, però secondo me, ecco, c'è e c'è anche la possibilità di sviluppo di un qualcosa fisico, però quest'uomo qua poi, un po' furbo, vai a perderlo. Quindi non lo so, non so, non te lo consiglio perché potrebbe essere una cosa un po' fine a se stessa e rischi di perdere anche, magari l'aspetto lavorativo, quello che, include un po' la carta del mercante. Comunque, è un po' questo l'esito, cioè qualcosa c'è, però se intendi una compagnia, qualcosa di più interessante, forse non è la persona che aspetti, ok? Bene, allora io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che ricevo appunto in privato il numero di telefono scorre, non dico dall'inizio perché mea culpa, non sono stata attenta in quello, ma comunque è lì, prendetevene nota, torno martedì prossimo, sempre alle 19, sempre su questi canali dove mi avete trovato questa sera. Mi raccomando, vi aspetto e vi aspetto anche in privato. Grazie di cuore a tutti, buon proseguimento di serata, alla prossima, ciao!